Devo dire, mi appresto a discutere questa mozione e a votare i testi presentati con un certo imbarazzo, nel senso che si discute di una svolta garantista del ministro Minniti e della Presidente Serracchiani non avendo nessun testo ufficiale davanti. Ci apprestiamo a votare le mozioni che, per chi non le avesse letto, la mozione presentata di Forza Italia non impegna la Giunta, ma impegna il Consiglio regionale a sostenere e promuovere l'iniziativa del Presidente Serracchiani, dimostrando piena sintonia di vedute. Poi c'è la mozione presentata dai cittadini che, come è stato detto prima dal Presidente Paviotti, cerca di tenere assieme un po' tutte le anime, no? E tutte le preoccupazioni rispetto al tema immigrazioni, ma come impegno a quello di accompagnare con tutti gli strumenti di cui dispone la Giunta il rinnovato sforzo del governo nazionale sul tema dell'immigrazione. Quindi è come se dovessimo accompagnare il governo su cose che già ha detto, per cui non aggiunge niente di nuovo, mi sembra, a quello che già è stato detto dalla Presidente, ma anche dal governo nazionale. Probabilmente ha bisogno di un accompagnatore, di una badante il governo, perché da solo non ce la fa evidentemente. Poi, per ultime, a parte la nostra sul CIE, che è già stata illustrata dalla consigliera, dalla mia collega, se mi lascia parlare gentilmente Riccardi, dopo avrà la possibilità di replicare. Ci sono c'è la mozione a prima firma Ciriani e Zilli, in cui leggo il titolo Nuovo approccio alla politica di contrasto all'immigrazione. Per cui bisogna contrastare l'immigrazione e tra l'altro il primo impegno è quello di dichiarare lo stato di emergenza. Ecco, prima, visto che appunto io credo che non siamo qui per fare sparate, ma siamo qui per proporre soluzioni a problemi concreti e per farlo dobbiamo sapere inquadrare con onestà i problemi, prima di darvi dati su quello che dovrebbe essere le motivazioni, no, secondo i presentatori di quella mozione per avere lo stato di emergenza, vorrei rileggere alcune dichiarazioni che sono state fatte al Senato il 3 ottobre da Enzo Bianchi rispetto proprio all'emergenza. Di fronte al fenomeno migratorio, antico quanto il mondo, e alle connotazioni che hanno assunto in Italia negli ultimi decenni, appare fuorviante continuare a definire col termine emergenza l'immigrazione. Sarebbe invece molto più sensato ed efficace considerarlo un'inevitabile conseguenza di una serie di fatti in massima parte legati ai nostri comportamenti, a cominciare dalla guerra, dall'assetti di potere, dallo sfruttamento iniquo delle risorse del pianeta. E più avanti, sempre dice: o pensiamo davvero che se uno avesse anche una minima aspettativa di sopravvivenza umana a casa sua, metterebbe a repentaglio la vita propria e dei propri cari in un'avventura letteralmente bestiale attraverso deserti, violenza e abissi di disumanità? Non ci sono né muri né mari capaci di fermare chi è talmente disperato da considerare un viaggio senza speranza preferibile alla certezza di una morte atroce nella propria terra. Dopo questo incipit in cui lui dice non possiamo continuare a parlare di emergenza, credo lui sottolinea il fatto che una politica lungimirante dovrebbe partire da quelle che sono le cause che hanno provocato un aumento naturalmente dell'ondata migratoria che, come lui stesso dice, c'è sempre stata nella storia. Le cause che sono guerre, e sappiamo che c'è la nostra responsabilità anche in questo, la fame e i cambiamenti climatici. Per cui per una politica lungimirante da quello bisognerebbe partire e poi non tanto da contrastare l'immigrazione, parere personale, ma da cercare di ridurre quello che è la massa di persone che migrano e cercare anche di gestire l'immigrazione. E adesso alcuni dati. Ad arrivare nel nostro paese attraverso la rotta mediterranea sono stati 170.000 persone nel 2014, 153.000 nel 2015, 181.000 nel 2016. Si badi, numeri evidentemente consistenti,
ma allo stesso tempo non allarmanti. I nuovi arrivi rappresentano appena il 0,3% della popolazione italiana. Possiamo davvero chiamarla invasione? Mi chiedo. In Europa vengono accolti 3 milioni di rifugiati, in Turchia più di 1,5 milioni. In altri paesi ci sono naturalmente maggiori domande, pensiamo alla Germania con 441 milioni e 800 mila, il 35% del totale. In Ungheria, vi ricordo, l'Ungheria ha 10 milioni di abitanti, ce ne sono 174 mila, molti di più di quelli che ne abbiamo noi, più del doppio. In Svezia ne abbiamo 156 mila e la Svezia ha 8,5 milioni di abitanti. In Austria ne abbiamo 85.505, più dei nostri, più o meno lo stesso numero, peccato che anche l'Austria ha 8,5 milioni di abitanti. Per cui si tratta di capire appunto qual è la strada più corretta per risolvere questi problemi. Nella mozione che ho citato prima, di contrasto all'immigrazione, vengono citati vari punti, alcuni punti anche condivisibili, che è la riduzione dei tempi per l'esame dei richiedenti asilo. Vi ricordo che c'è una nostra mozione che è stata accolta dalla Giunta a novembre 2015, in cui chiedevamo un aumento del numero delle commissioni territoriali e l'assunzione di giovani inoccupati per velocizzare le pratiche. Ci sono altre richieste che è quella di avere centri nei paesi del nord d'Africa. Ecco, nella nostra mozione presentata a livello parlamentare in dicembre 2014, per cui un paio d'anni fa, era presente anche questa proposta. Si parla di accordi bilaterali, che penso sia una cosa condivisa da tutti, però si continuano a riproporre quello che viene stato chiamato prima proposte vecchie, ricette fallite. Sulla proposta del CIE non voglio entrare, l'ha già illustrata la mia collega prima. Noi crediamo che il CIE abbia soltanto portato una violazione dei diritti umani, il rallentamento, quindi non la facilitazione, il rallentamento delle pratiche di espulsione, ha alimentato sprechi, illegalità con pesanti multe per la violazione dei diritti umani. Per cui sul CIE non mi fermerò. Vi dirò un po' quello che noi pensiamo invece su un altro punto che è stato trattato, che invece è quello del reato di immigrazione clandestina. 2 anni e mezzo fa il Parlamento ha votato a favore della depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dal centrodestra nel 2009. Tra l'altro, piccolo incipit prima di parlare di reato di immigrazione clandestina, sappiamo che uno dei problemi maggiori nella gestione dei flussi è l'accordo di Dublino 3, che è stato votato dal governo Berlusconi, quindi Forza Italia e Lega. È stato poi sottoscritto anche dal PD, adesso siamo al Dublino 3, che si sta cercando faticosamente di emendare a livello europeo, dove non c'è la volontà né di distribuire le quote né di prendersi carico anche di quello che è la procedura di riconoscimento. Per cui ci sono dei problemi che andrebbero risolti e probabilmente bisognerebbe anche arrivare a chi ha creato questi problemi. Vi dico, è stato introdotto dal centrodestra nel 2009. Infatti poi la legge 67/2014, contenente delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, articolo 2,3 lettera B, disponeva che il governo dovesse abrogare trasformando in illecito amministrativo, approvando quindi una legge che portasse alla depenalizzazione. Camera e Senato avevano deciso di abrogare trasformando appunto in illecito amministrativo il reato di clandestinità. Toccava quindi al governo adottare un decreto che mettesse in pratica ciò che gli aveva chiesto il Parlamento, peraltro senza fretta, visto che all'epoca Renzi e i suoi avevano ben 18 mesi di tempo per muoversi. Ma colpo di scena, all'interno dei 2 decreti legislativi attuati sulla depenalizzazione, numero 7 e 8, di gennaio 2016, non c'è traccia dell'abrogazione. Le dichiarazioni sono state: abbiamo lasciato aperta la questione del reato di immigrazione clandestina, aveva appunto detto il ministro Orlando, è un tema caldo e non viene affrontato in questa tesi,
resta reato, non viene depenalizzato. Quindi il governo allora aveva deciso di non decidere, disattendendo così al mandato del Parlamento. Noi interpretiamo come il fatto che abbia prevalso l'opportunità politica, e sottolineo l'opportunità politica, di mantenerlo, perché non c'era il coraggio di abrogarlo, nonostante le numerose sollecitazioni dell'Associazione Nazionale Magistrati, le obiezioni tecniche di Franco Roberti, il procuratore nazionale antimafia, che continuamente sottolineano come il reato di clandestinità sia inutile e persino dannoso. Anche come semplice deterrente all'immigrazione clandestina non ha portato nemmeno a un contenimento dei numeri degli arrivi, senza considerare... Poi non continuo. Vi ricordo anche che Giovanni Calzio, prima Presidente della Corte d'Appello Suprema di Cassazione, nelle sue relazioni sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2015, ma si ripete di ogni anno, ogni apertura dell'anno giudiziario, in merito al reato di immigrazione clandestina ha dichiarato che la risposta sul territorio del procedimento penale si è rivelato inutile, inefficace e per alcuni profili dannoso, mentre la sostituzione del reato con un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo fino al più rigoroso provvedimento di espulsione darebbe risultati concreti. Concludo sostenendo che fu per catturare voti che nel 2009 il governo Berlusconi inserì nel nostro ordinamento il reato di clandestinità. Adesso, con la possibile elezione alle porte, si agitano temi come il CIE e il reato di immigrazione clandestino, solamente due soluzioni che si sono dimostrate non efficaci e dannose solo per accaparrare alcuni voti. Avete ragione, siamo nell'emergenza. L'emergenza è politica, bisogna mandare a casa i politici che non sanno risolvere i problemi o che li strumentalizzano solo per aumentare il proprio consenso.